5.000 mi piace e proverò il menù segreto del KFC. Occhio ragazzi! E voglio, ciao, benvenuti sul canale Speraldo, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, come state vedendo dal titolo e dalla miniatura, ma soprattutto alle mie spalle, siamo al McDonald's, fast food conosciutissimo, ma c'è qualcosa di sconosciuto del McDonald's, signori. Occhio ragazzi, esiste un menù segreto composto da 3-4 panini che nessuno di noi conosce. Io almeno non li conoscevo, esistono combinazioni create ad hoc da alcuni utenti sul web nel corso degli anni che hanno fatto scalpore il giro del web e che oggi sto qui a presentarvi e soprattutto a provare insieme a voi. Se vi piace questo video e vorreste altri menu segreti di altri fast food, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale perché qui di contenuti sul cibo e non solo ce ne sono tanti, anzi consigliatemi qui sotto nei commenti qualche altro video da fare non solo sul food e io direi subito di cominciare. Vi ho detto che esiste questo menu segreto, non tutti ne sono a conoscenza e quindi ragazzi direi subito di entrare dentro e di farvi vedere tutte le combinazioni che compongono il menù segreto del McDonald's. Io non vedo l'ora. Entriamo. Ovviamente ragazzi non sono solo perché quando si parla di cibo io porto con me l'esperto più forte nutrizionale. No, nutrizionista, giù. Invece no, nutrizionale. Nutrizionale. Ale. Occhio ragazzi, perché qui bisogna capire anche un po' quanto è la carica nutrizionale. La carica anche calorica di questi assemblaggi, anche se secondo me giù questo coso segreto lo sai solo tu. Calma, scusa, domanda un po' particolare. Sul web ho visto che esiste un menù segreto del Mac, cioè composizioni particolari dei panini. Era tipo un po' di tempo fa ad Halloween. No, sono dei menù segreti, cioè dei panini particolari composti, voi non li componete? No, era una cosa di Frankenstein, era di Halloween quella là. Va bene, grazie. Giù, te l'ho detto. Sì, però lui faceva riferimento ai panini di Frankenstein, che poi effettivamente è vero, perché anche quelli di Frankenstein, non so se tu vedesti questa... Sì, ho letto sta cosa. Vabbè ragazzi, c'è comunque l'escamotage a tutto questo, perché su internet sono riuscito a trovare il menù di 4 panini segreti e noi adesso, vicino al tablet, li componiamo. Allora, abbiamo il primo che è Hash Brown McMuffin, è tutta roba che io non posso mangiare tra l'altro, che è composto dal McMuffin con l'uovo, hash brown ed esce questo panino qua, hash brown ed esce questo panino qua. Ma esiste sta roba sul menù? Io non l'ho mai vista. Gelati e dessert. Non è mica nulla del serio, capo. Ma che ne sai? Menù principale, panini. Devi trovare la cosa delle colazioni. Ma se non ne esiste. Frate, esiste. Ma roba da colazione, l'1 euro. Novità e promozioni, no, allergeni, lotterie. Fai sfiziosità. Secondo me questo primo panino non lo possiamo fare. Per sfizi, pure. Abbiamo quest'altro, il Crunchy Double. Ok, questo si può fare. Sfiziosità, siamo nella parte giusta perché ci vogliono 6 pezzi di Chicken McNuggets. 5,30 euro, no. Uguale, devi fare per il menù segreto. Ma sta 5,30 euro. Fa niente. Ma che ce ne ci troviamo 4? Dove mancando? basta. Stiamo a fame, frate. Ok, no salsa. Ah no, BBQ sauce. Occhio, il dettaglio è fondamentale. La differenza fa. Ecco la salsa barbecue. Ok, aggiungi all'ordine. Più double cheeseburger. Eccolo, prodotto semplice. Aggiungi all'ordine. Questo è il primo panino, il Crunchy Double. Poi abbiamo il Surf and Turf. Penso che si legge così perché surf più turf. E se fentare. Allora, il filetto fish che non ho mai mangiato. Ti piace il pesce? Mi piace proprio il filetto. Eccolo. No, questo è il deluxe. Ah, eccolo qua. Più double cheeseburger. Cioè tutto col double cheeseburger hanno fatto. Fuori tutto è magnifico. Eccolo qua. Double cheeseburger a di 3,70 € ed esce questo mostro qua. E poi abbiamo l'ultimo, Land Air SC, con il mio panino preferito, Big Mac, 7 euro ovviamente. Più il Mac Chicken. Diciamo ci distruggiamo qua dentro. A di 7 euro. E vai, va. Più il filetto fish. Ma secondo me solo il filetto di pesce. Guarda, piace proprio filettero pesce. 32,60 € per il menù segreto. Il prezzo non è tanto segreto. Oh, assurdo. E vabbè, ragazzi, mi dispiace soltanto che l'Hash Brown McMuffin non siamo riusciti a farlo e quindi a provarlo soltanto per un motivo. Ho visto dove si può trovare. Dove? Il McCaffè. Attenzione. Forse abbiamo svoltato la cosa. Occhio. Attenzione. E ne bighe panini. E quindi ragazzi avete visto che abbiamo tentato in ogni caso, ma probabilmente un qualcosa legato soltanto alla colazione, perché c'è l'hash brown, ma soprattutto c'è questo McMuffin con le uova. Guardate, secondo me su McMuffin si trova nei panini da 1 euro, tipo quelli là che costano i Salva euro. No, cheeseburger, salva euro, menù, hamburger, Da cheeseburger. qualche parte ad assare perché me lo ricordo sto coso, frate. Facciamo una cosa, per vedere se esiste questo hash brown McMuffin lo chiediamo in cassa, però per il momento abbiamo 3 combinazioni, abbiamo 3 panini segreti del menù segreto del McDonald's. Aspetta, ma piano poco l'acqua. Oh, caccio proprio un sicchio l'acqua, c'ho una bottiglia. Qua 33,90 €. Conferma
firma ordine, servizi al tavolo. Per è segreto, come ce lo portano? No, allora ritiro al banco. Deve essere tutto segreto, deve essere. Carta segreta. Si gioca, si paga, si vola. Wow, quale volo? Mi sto schiandando. Che ne pensi, Ale? Dice non lo mostriamo. Perché è segreto. Guarda, se questo video non fa almeno 40.000 visualizzazioni, vai proprio a mare, va. E quindi ragazzi, impegnatevi, supportatemi, lasciate un bel mi piace, condividete con i vostri amici e noi adesso andiamo in cassa a vedere se esiste l'altro panino. Ciao, buongiorno. Informazione, ma c'è il McMuffin con l'uovo? Ma non esiste proprio. Faglielo vedere un attimo. Questo qua. Niente, va bene, grazie. Secondo me è una fatta americana. Bravo, pure secondo me. Ma infatti questo menù segreto deriva dall'America. Allora probabilmente è qualcosa che... Perché comunque i McDonald's cambiano in base alle città, in base ai paesi. Comunque sono utenti che negli anni su TikTok, ma soprattutto su un altro portale, su un altro forum su Reddit, negli anni hanno messo queste combinazioni. Però saranno tutti utenti comunque stranieri. Però il resto fortunatamente ci sta. Signori, ci siamo. Ecco il nostro menù segreto. Che non è tanto segreto, Ale, perché siamo all'interno del McDonald's e tutti quanti lo stanno visionando, lo stanno guardando. Dobbiamo scomporre e ricomporre. Cosa mai vista all'interno di un McDonald's? Inusuale. Allora, mi devi dire un attimo le combinazioni, cerchiamo di farle. Assurdo. Allora, crunchy double cheeseburger più 6 nuggets con la salsa barbecue. Ah, ma il double cheeseburger è piccolino, un po' piccolino. Con le nuggets. Con tutte e 6 nuggets dentro? Sì. Vabbè, comunque nel double cheeseburger lo sapete che cosa ci sta. Stanno 2 hamburger, ci sta la cipolla, ci stanno queste 2 fette di formaggio, tipo cheddar, c'è il ketchup e c'è il cetriolo. Mamma mia, Ale. Cace cagam sotto prima panino. C'è proprio cesso segreto. Allora, ecco qua, il primo panino. Ma fanno più volume nuggets che la panina stessa. Esatto. Ecco qua. Questo come si chiama? Questo si chiama Crunchy Double e dovrebbe avere circa 770-800 calorie. Mamma mia, guarda, ma io perciò me lo porto appresso. Cioè io porto l'esperto appresso proprio per farvi capire quante calorie stiamo andando ad ingurgitare. Si chiama Crunchy Double, vabbè, crunchy perché comunque sarà crunchy con la composizione della nuggets. Mamma mia, vado. Però posso dire che è buono. Ah, boh, al finale o double c'è mise pure il nuggets. Quindi. Dici tu abbondare. Mamma mia, non fa mai male. Poi mi induce questo vero segreto. Ma non sarà un segreto. Vabbè, io sono curioso di sapere la persona specifica, cioè che ha creato questo panino. Fino alla pigliata o double cheeseburger è troppo piccolo, non mi soddisfa e ci ha chiamato il nuggets a Cioè, stanno proprio i petti formaggi in bella pizza. Però è buono. La nuggets all'interno di questo panino è buono. Fortunatamente ne ho messe solo 4 e non 6, perché altrimenti veramente il volume era troppo grande. Non riuscivo a mangiarlo tutto. Facciamo che vogliamo dare un voto. Lo diamo dopo che tu hai mangiato, no? È proprio una porcata. Alla fine sì. Cioè, già il Sono McDonald's. quelle portate di base che fanno quelli che pigliano tutti i menù del McDonald's, non sanno che sanno mangiare e ci chiamano tutto quando hai. Quando stai in chimica, che vorresti mangiare di tutto, secondo me in quella fase è nato un panino del genere. Alla fine il double cheeseburger con le nuggets, quindi è ovviamente buono. Niente di eclatante, però ci sta. Quanto gli diamo? 6? Un 6,5, dai. 6,5. Considerando anche che questo, tra i 3 panini che andremo a provare, è quello minimal. Diciamo che è quello là meno porco. Adesso andiamo al secondo, anche perché qui dobbiamo smaltire tutto quanto, per poi smaltirlo all'interno di un cesso pubblico segreto. Mi dica subito qual è la composizione. Aspetta, mangiamo misa salsa barbecue. Wow, pari poi capocci. Wow, una cosa era da fare. Seguire attentamente gli ingredienti. Qua erano 3 anche il passo qua. Però vabbè, non fa niente. Dai, perdonateci, voglio. Sta troppo rumacillo il cango. Il prossimo Surf and turf. double cheeseburger più filetto fish. Ma non mi piace, aveva solo uno double cheeseburger. Ma vai, questo menù segreto l'hanno proprio Stravolto. L'abbiamo proprio ridicolizzato. E Come- vabbè, vai a pigliare un altro double cheeseburger, va. A few moments later. Ok, double cheeseburger. Il filetto fish, qui siamo sulle 760-780 calorie. Ma mi credi che io non ho mai mangiato il filetto fish? Pure io. C'è uno che viene a mangiare un McDonald's o viene con pesce. Vai, ma chi viene? Chi Lo viene a pesce. mangiare sto coso? Non vogliamo offendere, chiaramente. Però, allora, guardate qua la composizione di questo panino. Non so cosa ci sia Il all'interno. filetto di pesce impanato e fritto con una salsa Particolare. di accompagnamento, sì, con Sì. un po' di formaggio pure. Sì, però praticamente- con tutto sto formaggio, stai proprio andando alla grande. Insomma. Diciamo su carne sotto normale. E penso, no? A roppa. Ma mo che devo fare? Devo mettere il filetto qua dentro e poi sto panno a Roma la ci mettere in culo? Culo, sì. Metti questo qua al centro. Così. Questo qua così e questo sopra. Wow, Fare un Big Mac pezzetto. wow, bellissimo, voglio. Però c'è il suo perché. Voglio, guardate che cosa. E per me è venuto bene. C'è la composizione è molto meglio di quella di prima. Guardate qua. Ci sta il filetto di pesce qua. Ci sta questa salsa particolare che emana un odore molto particolare. Poi ci sta questa fetta di pane. E poi tutto il. proprio da elegante. Esatto, è clamoroso. Bello. Cioè, da vedere è bello. Da mangiare. Non lo so. Voglio comunque clamoroso. Cioè, il pesce con la carne, con il formaggio, con questa salsa, col ketchup. Che schifo sto mangiando.
Ma schifo, va. No, voglio una dai, non mi piace. Date soldi, giù. Mamma mia, no, voglio. Cioè, rispetto a quello di prima, questo mi vale 4. No, voglio il contrasto tra pesce, carne e questa salsa, ma pure che c'ha pale. No, voglio una dai. Ma pure i cetrioli. Perché il panino è un panino originale, cioè nel senso non è che abbiamo tolto gli ingredienti da te. Sa pure il cetriolo, fra. Il cetriolo con il pesce. Ma dai, mommo. Ma chi l'ha mandato su panino? Cioè, voglio capire che state in chimica. Sarà proprio distrutto. No, voglio. Vai, un altro Cioè, ve lo dico. Cioè, si vede proprio, capire la faccia, si è vista proprio. Dobbiamo vedere poi il voto a questo. 4. Parte male, parte già male. Mamma mia, voglio. Oh, l'odore del cetriolo che a me piace di base. Sa pure la cipolla, pesce, cetriolo. Ti dico la verità, mangiandolo un po' ti ci abitui. Cioè il secondo morso già è diverso perché ti sei abituato a quell'odore. Secondo me è un sapore forte, perciò. Molto forte. Ma poi fra il filetto di pesce. No, guarda, non mi piace, può essere che ti piace. Parto prevenuto ovviamente dopo la tua recensione più che negativa. Però non si può mai sapere. No, vero, però. È soggettiva la cosa. Vedi, già per esempio tu rispetto a me non hai fatto la stessa faccia. È molto acidulo. Oh, però la seconda cavata subito ce l'hai, Aspetta a me, vedi? Non è malvagio, ma non è manco buono. Io resterei su un 5. Ci troviamo. Che comunque il voto è negativo, nel senso non può essere sufficiente. Sicuramente non è un panino che mangerei. No. Poco ma sicuro. Cioè pure se stai, capito, in una fase aro praticamente ti mangiassi pure un mondo. Esatto. E prete, chi non ti mangiassi mai. No, è molto acidulo, sì. Non mi fa impazzire. Però una terza cavata ce l'hai dato, bastardo. Andiamo col prossimo, sul quale ho moltissime aspettative perché c'è il mio panino preferito di sempre, il Big Mac. Sai qual è il fatto? Anche con questo c'è il filetto fish che secondo fa me contrasto. andrà un po' a rovinare il panino, però vediamo, può essere pure che questo sarà sorprendente. Quindi ragazzi, il terzo panino è composto da Big Mac, filetto fish e Mac Chicken, che è un nuovo ingresso. Siamo alti con le calorie, siamo sulle 1200, 1300 perché la composizione di 3 panini che sono anche abbastanza pesanti, tra cui appunto il Big Mac. È un po' come se ci stessimo mangiando cosa? Più della metà di un fabbisogno giornaliero medio. Cioè assurdo, soltanto con questi 3 panini che poi è un panino. Esatto, che sono anche piccoli tra l'altro. Che tarantello, ecco qua, che casino, poi tutta la salsa del Mac Chicken, ecco qua. Il Mac Chicken lo mettiamo qua. Oh, è fatta a cuore il Mac Chicken, non lo sapevo. Aspetta, no, questo qua per dividere e poi ci mettiamo il filetto fish Poi sopra. solo il pane di sotto. Esatto. Guarda ragazzi, ci stiamo riuscendo, Non so come, guarda che si è azzeccato. Oli, mamma mia, è un grattacielo, non mi fa niente. Voglio, ecco il Guardate, panino. no, è impressionante. Guarda. Ragazzi, questo è il Land Air NC. Questo è proprio per chi sta in chimica. Sgravata. Mamma mia. Ma io non riesco a dare un morso, Cioè non so come si fa a dare un morso. Cioè c'è di tutto qua dentro. Mamma mia. Wow. Allora, posso dire, questo fa paura perché c'è il Big Mac. Gli ingredienti del Big Mac proprio sono prevalenti. Si sente tutto il Big Mac, voglio. Tutti gli ingredienti del Big Mac. Fa paura sto panino. Era immangiabile. Nel senso che guardate qua. Allora, tra i 3 è il migliore. Allora, questo, considerando il fatto che siamo al McDonald's, quindi panini fast food e sapete il genere, gli do 8. Ci sta, contestualizzando tutto, è una porcata pure questo, se lo vedete. Però tra i 3 è quello che ha più sapore. Do un morso sopra pure al filetto qua, che anche già prima l'ho preso, si sentiva. Stai creando giù. Guardate qua sopra che cosa ho cambiato. Un campo di battaglia. Ma ragazzi, ma per forza, perché non si mantiene in piedi un palazzo del genere, un grattacielo del genere. Però come state vedendo, che capate ci sto dando. Non è proprio il massimo della nutrizione. Sono con un nutrizionista, me lo può confermare. Non ci voleva lui, lo so. Però è una challenge. Vi volevo far scoprire questo menù segreto insieme a noi. Non so se Ale lo vuole assaggiare. Un assaggio glielo do. Vai, è buono Ale? No, perché sappiamo che esiste un menù segreto del Mac. In pratica degli utenti in passato su vari forum su internet hanno creato varie combinazioni. Ok. Anche loro che c'è un menù segreto. La dice lunga, cioè. Comunque assurdo. Manco marketing lo stato. Che ne pensi? Vabbè. È segreto, quindi ci sta, nessuno lo deve conoscere. Ale, è arrivato il tuo momento. Cosa hai combinato? Cosa devo prendere? Cosa devo mordere? Confermo che è il migliore tra i 3. Però è talmente grande che secondo me, vedi, mo dare un altro morso. Ma ogni morso è diverso. Pure io gli do un 8, dai. Ad ogni morso praticamente prendi una cosa diversa in bocca. Bravissimo. Ah, pigliano poco filetto in bocca. E quindi ragazzi finisce qui questo video in cui abbiamo provato il menù segreto del McDonald's, tendenzialmente soddisfatto, nel senso che è un qualcosa di nuovo che abbiamo provato. Sono combinazioni ovviamente non ufficiali, nel senso che le persone che lavorano all'interno dei McDonald's non sono tenute a sapere innanzitutto, perché come avete visto da qualche clip nessuno sa di questo menù all'interno del McDonald's, anche responsabili eccetera, e soprattutto
soprattutto non sono neppure tenuti a farvelo. Voto generale, totale, io darei un 7, nel senso che sì, ci sta un 7. Il primo e l'ultimo sono stati quelli proprio. il secondo, voglio, secondo me immangiabile proprio. Secondo, sì. Fateci sapere qui sotto nei commenti se vorreste che provassimo un altro menù segreto di un altro fast food, perché so che esistono altri menù segreti di fast food differenti dal McDonald's. Fatecelo sapere con un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale per supportare il contenuto, i contenuti, e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!